Nella zona tra Via Entella e Via Piacenza avete fatto dei lavori nel sottosuolo, che cosa avete trovato? Qui abbiamo trovato parecchio deposito di materiale che arrivava da monte perché arriva un rio e che passa sotto le case e attraversa la strada e qui in settimana scorsa è stato tolto 7 metri cubi di materiale che si era stratificato nell'arco degli anni col camion a risucchio in modo da poter liberare totalmente il passaggio sottostrada. Questo dovrebbe evitare perlomeno dei grossi allagamenti in caso di evento meteorologico eccezionale. È sempre una zona molto critica qua perché è bassa, però dividendo bene i due canali e innestandoli poi in Corso Lavagna sicuramente la situazione deve migliorare parecchio. Per migliorare appunto il sistema di ricevimento dell'acqua, adesso vi spostate sull'altro lato, ci può spiegare questo intervento? Siamo arrivati oltre la metà della strada, quindi cercheremo di bypassare riaprendo nuovamente poi la strada sulle due corsie e lavorare dal lato verso Corso Lavagna per immetterci sul canale di Corso Lavagna da un lato e sul canale dei Frati, che è l'altro canale che consente lo scarico delle acque, quindi dando un doppio sfogo dovremmo alleggerire questa zona qua. Provvedimenti al traffico? Confidiamo che per questa settimana rimanga il doppio senso come è in questo momento che vedete. Dalla prossima settimana avremo un'interruzione probabilmente a salire e poi dovremo nuovamente riaprire il doppio senso e poi successivamente la chiusura di Corso Lavagna nel tratto iniziale probabilmente per un periodo lungo. Come città metropolitana avete fatto delle richieste anche per quanto riguarda la fognatura? Come? Sì, seguiamo questi lavori sempre anche come città metropolitana per arrivare a eliminare quelle commistioni tra acque bianche e acque nere che sono pericolose per l'inquinamento del mare, nel senso che al di là del discorso dei depuratori molto spesso abbiamo condotte di acqua nera che sversano nelle acque bianche, quindi tutto questo tratto qui abbiamo sostituito anche la condotta fognaria, questa è di competenza atto, quindi chiedo io spesso degli interventi di rifacimento di condotte che migliorano entrambi i servizi.